Ed ora la promozione Girone A. Dopo il paro esterno a reti bianche del Casteltermine sul campo di Casteldaccia e la contemporanea vittoria dell'Unitas Sciacca a rete di Vaccare Galluzzo ai danni del Bagheria, la classifica, almeno per la vetta, tra la prima e la seconda, si allunga di altri 2 punti e diventano 6. Ed è questa la nuova distanza tra la compagine saccense, che sale a quota 44, e la squadra di Pinua Bianca, che ottiene un solo punto in 2 partite. Ne approfitta anche la Folgore, che andando a vincere sul campo della Nissa si pone in terza posizione a un solo punto dal Casteltermine. Questa giornata rilancia le velleità della Mazzarese, che insegue in quarta posizione ad un punto dai cugini della Folgore, mentre l'Albatros del Cara mantiene la quinta posizione grazie alla vittoria esterna conseguita sul campo del Camarat per 0-4. Conserva la sesta posizione l'Empedoclina, che rimane in zona playoff, mentre si fa drammatica la situazione per la Gattopardo, che rimane in fondo alla classifica a 4 punti dalla Villabate, che assapora il gusto della vittoria dopo tante gare in bianco.